Oggi inauguriamo questa nuova mostra a Casa Museo Sartori a Casteldario, la prima di quest'anno, intitolata Animalia, Natura e Arte. Questa rassegna vuole rendere omaggio al mondo animale che ci circonda e con il quale l'uomo convive da sempre sulla Terra. L'idea è stata quella appunto di poter realizzare un'intera mostra con questo soggetto, che poi in realtà si manifesta attraverso tantissimi esemplari di animali e gli artisti si sono veramente sbizzarriti a rappresentarli. Gli artisti invitati sono stati 99, provengono da tutte le regioni d'Italia e ciascuno con un'opera ha voluto esprimere al meglio le proprie capacità e la propria tecnica con un'opera. Le sculture esposte sono realizzate con diversi materiali, dal bronzo alla plastica, alla ceramica, al legno, e ciascuno con le proprie caratteristiche e le proprie peculiarità. Quando abbiamo invitato questi 99 artisti non sapevamo quale animale avrebbero poi realizzato e quindi ogni qualvolta ci mandavano l'immagine per essere pubblicata in catalogo avevamo una sorpresa. Ci siamo accorti che alcuni animali sono stati così più rappresentati di altri, come ad esempio i cani e anche i gatti. Però c'è anche stato qualche artista che si è voluto soffermare su degli animali meno vicini all'uomo, oppure meno vicini alla nostra realtà, come ad esempio la zebra, l'elefante, oppure anche la scimmia, fino ad arrivare agli animali e ai volatili delle nostre campagne, quindi le cicogne, gli aironi e anche animali da cortile. Inoltre una buona parte degli artisti si è soffermata sul mondo marino, quindi pesci di vario genere, di varia natura, e questo in realtà mi ha così un po' suscitato una certa, sorpresa, forse perché per noi il mare è lontano, invece artisti che abbiamo invitato dalla Liguria e da altre realtà, per loro è un fatto più quotidiano e quindi il pesce nella loro quotidianità, nella loro realtà è più comune rispetto a noi. Gli animali sono stati spesso più che uccisi per l'alimentazione, ma maltrattati anche durante la vita, quindi la nostra vuole essere una mostra omaggio a questi animali che molto spesso ci sollevano dalla solitudine e ci fanno davvero compagnia. È veramente un piacere ed è una grande mostra di alto valore culturale. Questa esposizione, che io ringrazio ancora tutti i presenti e la famiglia per averci dato questa possibilità ancora questa volta di poter guardare dei capolavori che non avremmo avuto in altro modo la possibilità di vedere. Grazie a tutti. Abbiamo cercato ogni sala di renderla uniforme per tipologia di animale, per dar modo al visitatore di vedere uno stesso animale rappresentato in modo diverso e anche in atteggiamento diverso. E quindi un modo così per entrare in una realtà e poterla vedere con occhi diversi.